Benvenuti compari nel 27esimo episodio The Sisi's Journey. Dove siamo oggi? Ai ruderi di Raiu o Raiu, non so come lo chiamano i locals. Ok, dove si trovano? Si trovano è una frazione in realtà di Fondachelli Fantina. È una delle 20 frazioni di Fondachelli Fantina ed è una delle 20 frazioni abbandonate. Quindi nel nulla praticamente. Esattamente, 3 ore di strada, ragazzi. Ok, questa adesso è la nostra strada che ci aspetta. Prima di partire vorrei dirvi che abbiamo parcheggiato qui proprio all'ingresso della strada perché la strada non è molto agibile, nel senso se avete una Jeep. Abbiamo anche un ospite? O in realtà ne abbiamo due! Tra l'altro non siamo nemmeno soli. Comunque è incredibile che tutta la chiesa è crollata, non c'è più nulla, ma l'acqua sandiera è rimasta. È immortale. Immortale, questa si vede che era protetta da Gesù. Ma perché stai col ciao? Ok. Comunque, vuota. Volevo farvi notare una cosa, che qui il bonus 110 ancora non è arrivato, come possiamo vedere dagli infissi che non sono chiaramente quelli in retrocamera, eccetera eccetera. E il soffitto è privo sia di pannelli solari che di adeguata coibentazione. È da rifare. Assolutamente sì. Però questa casa €1, no? Casa un euro. Casa €1. Chiesa €1. Siamo finalmente arrivati nella prima casa. 60 auguri. Elettrico. Oh! Tipo una pecora. Oh, no? Comunque un buon inizio sinceramente, No. partire con uno scheletro. C'è sto punto Eh? che è proprio da cartolina. Dovresti fare una foto, secondo me, da pubblicare nella nostra pagina Instagram. Nella nostra pagina Instagram. Abbiamo una pagina Instagram per chi non lo sapesse, Sisi's Journey, andate a seguirci perché facciamo anche foto brutte. E le foto le faccio tutte io. Oh, ma che figata è sta roba? Com'è? Ne vale la pena? Sì, assolutamente sì. Oh, spero che non sfondi. Comunque figata, cioè. Vi affacciate, Vedete il nulla cosa? vedete il nulla cosmico, ma il nulla bellissimo. Sai cosa sarebbe davvero divertente? Mm? Se andassimo insieme in questo punto qua centrale E saltassimo e saltassimo fortissimo. insieme. Finiamo come abbiamo cominciato. Ma insieme. tu comunque mi hai rotto. Lo posi su questo ciao. Ma non c'è un logo safe per posare il mio ciao a cui voglio tanto E bene l'abbiamo portato. per mangiare. Alessia, devi scendere perché prima dobbiamo trovare un accampamento per il mio ciao. Un accampamento. Un accampamento, un campfire. Oh ma Ah, ma qui fighissimo. questo sembra un posto Questo potrebbe essere il nostro super mega accampamento. safe. Guarda pure qua da qua c'è una via passato da poco. Con vista sul fiume pure. Con vista sul fiume che non c'è più. Anche quello ci sono portato. Arrivati a un posto dalla morte, direi che è doveroso spiegarvi perché questo posto è comiato in questo modo, dato che non è un tipico borgo abbandonato così, ma è un borgo abbandonato a causa di questo fiume qua. A Bello, causa di vero? un'alluvione, sì, a causa di un'alluvione, diciamo, si è portato tutto il vecchio villaggio di Raiu e sono rimasti soltanto i ruderi. Fortunatamente è morta solo una famiglia, quindi non più di tante persone, e gli altri sono spostati nei vari paesi limitrofi, tra cui Novara di Sicilia, che vi ricordo che è un video che abbiamo fatto. Ah, c'è il bunker. C'è l'ombrello. O ciò che ne rimane. Ok, ma No, no. no. Peppe è temerario, ragazzi, sta entrando. In realtà qui tiene. Anche qui tiene. Qui Comunque ci sono predisposizioni elettriche, no? perché c'è, perché... Sì, ma perché c'è stato il 110 qua. Qual è il problema, Peppe? Mi devo fidare. No. Ok, comunque onesto, ho rischiato ma ne è valsa la pena. Questo è il piano superiore. Figata questo spot. Beh, come bagno non c'è male.
Abbiamo trovato finalmente il nostro accampamento. Qual è il nostro accampamento? Dove c'è il pene enorme. Non puoi sbagliare. No. Beh, Ma comunque ragazzi- è una sala artistica. Sì, e direi che si presta perfettamente al bunker per noi. Se dopo tutto questo trekking dalla macchina qui siete stanchi, potete anche svegliarvi nel nostro spa. Sì, assolutamente. Vabbè, ma Top. Ma cosa è successo? Si è aperto Lo scrigno. Lo scrigno delle meraviglie. Finalmente scopriremo di che cosa è riempito, ragazzi. Beh, sicuramente è tipo uova di Pasqua che compravi quelle con i giocattoli. Esatto. Ah, però questa angolazione è più bella. Ok. Del salame ventricina. Ok. Quando si ventricina piccante. Sì. Coppa dolce stagionata. Una Monster che non può mai mancare. Una Monster fasulla che non può mai mancare. Il tocco di classe. Il chinottino. Che non è mio, ovviamente. Raga, ma secondo voi chi lo può prendere il chinotto? Cioè, Poi c'ho dei pinguini. buon pranzo Jack. Allora, il pranzo è tipo degenerato quando siamo stati fermi. 2 ore. 2 ore. Ma adesso è arrivato il momento di abbandonare il ciao. Perché Matteo ha trovato il pertugio. Non Matteo, ma Antonio. Antonio, Ringraziamo giusto. Antonio. Ringraziamo. Grazie Antonio. Ha trovato Si il è, pertugio diciamo, innertato benissimo tra i locals. nell'ambiente. Secondo me non si nota. No. È tipo l'altare. Vabbè, Continuiamo con l'esplorazione. continuiamo con l'esplorazione. Sì. Ehi. Ok. Oh, però che carina la... Questo forno è uno spettacolo. Quello che c'è là sotto. Non è bucolico? Sì, è molto... è erotico bucolico. Andiamo quando è profondo il buco. Non si vede niente, però vabbè. È una tomba, raga. Una tomba? Una tromba! Ragazzi, secondo me potrebbe essere la tomba della famiglia che è morta durante l'alluvione. Beh, effettivamente Potrebbe essere Può davvero essere. plausibile perché è tutta la famiglia. Sì. Proprio sembra la tomba di tutta la famiglia che è morta qui. Madre, il padre, che sembra un Ken. Classica famiglia bambolotto. Sì, sì. una mamma, di un quegli anni là. papà, una mamma, un papà così come dovrebbe essere, ricordiamolo. E poi un figlio maschio e E un una figlio figlia e una figlia femmina. La famiglia perfetta. Raga, ma non Invece sembra qua troppo vediamo un figo. genitore 1, genitore 2. È una lucertola, un geco. Saliamo sopra perché sembra davvero una gran figata. Ragazzi, arrivo, aspettatemi. Oh? Dei cadaveri! Un pipistrello. Ok, aspetta, Matteo ha trovato la sfida. Raga, che fa culo. Sappi Matteo che ti stai assumendo le responsabilità di quello che stai facendo. Se muoio lascio il cane totalmente a te. Grazie. Grazie, non me l'aspettavo. Folle. E che tu non hai mai giocato a Uncharted. Ho giocato a Tomb Raider. Ah, ok. Io non so perché, ma penso che con un tatto dovrei farcela. La vera... Ok, Matteo ha risolto il puzzle. Alla fine non era questo il passaggio. Ta-da! Questa bellissima visuale vi racconto anche una cosa davvero interessante, che se doveste venire qua ad un orario potabile non come abbiamo fatto noi a Luna, potete non solo visitare questo borgo abbandonato, ma ce ne sono tantissimi altri nelle vicinanze, che sono tra i più famosi Morfia e Schisina, mi dice Antonio dalla regia. Quindi se volete farvi un bel trip di cose abbandonate, questa qui è l'area giusta, perché ci sono qualcosa come più di 11, mi dicono dalla regia, borghi abbandonati. Vabbè, hai rotto, basta. Vabbè, comunque non interessava a nessuno. Era per dirvelo. A parte che ci sono pure le paleoliche, cioè. Vale. Ah, vabbè, top. Oh, il mio compleanno qua lo veniamo a festeggiare, raga. Oh, ma... no problem. Tipico posto per fare le scampagnate.
Antonio ha appena aperto una porta. Siamo davanti a una cosa assurda. Ma assurda! Ah, ok. Ah, ecco a cosa serviva il barbecue. Cioè, è incredibile. Qualcuno sta qua. Oh! Nuovo! Hilary alla grande, Hilary sembra bellissima. Ma non unexpected, raga! Ma c'è pure la panchina! Ma è fighissimo! Ma che ci stanno, raga? Cioè, palestra, no, dai, c'è pure la porta. La ringhiera è nuova! Siamo davanti a un ex base NATO. Non lo dire allo zio Putin. Oh, comunque è bellissimo. Invece, ma avete capito di che anno è quella? Sì, 2012. 2012. Tu pensa tu che questo qui si legge la stessa lista del 2012? Peppe, guarda. Ti vedo. Oh, ciao ragazzi. Iscrivetevi. Antonio, comunque incredibile che siamo partiti via la vasca da bagno. Le scale, ma le pentole no. Però ci stiamo dirigendo verso il fiume che ha distrutto questo posto e sono davvero molto curioso perché proprio vedi l'ira che ha travolto questo posto, anche se ormai è prosciugato del tutto. Comunque ho appena scoperto una figata con Street View. Praticamente questa strada che è crollata in realtà esiste su Street View. È una cosa bellissima che praticamente vuol dire che è appena crollata, cioè sarà crollata da poco tempo. Da relativamente poco tempo comunque. Sì, fa troppo ridere come cosa. Mm. Cioè perché io volevo andarci, no? E mi sa che non ci andremo. Rip. E allora compari, siamo arrivati alla fine anche di questo fantastico episodio Urbex Edition. Sì, questa fantastica avventura a rovine di Ruderi, non rovine, ricordiamo, Ruderi di Raiù è terminata. Questo fantastico ex borgo fascista di 400 abitanti. Adesso ormai svuotato esattamente, tranne una casa. Adesso noi ci dirigiamo al parco eolico che già intravedo e sono eccitatissimo. Ma è un'esperienza così esagerata che purtroppo non possiamo portarvela, perché vi consigliamo di andare voi direttamente. Parco eolico top di meta. gamma. Nel frattempo comunque vi ricordiamo di andare a recuperare gli altri due Urbex Edition, Hotel Abbandonato e Borgo Baccarato, che sono un po' diversi rispetto a questi qua. E anche gli altri video comunque. E anche gli altri video. Noi ci diamo appuntamento come al solito tra 2 settimane. Alla prossima. Iscrivetevi! Yeah. Francesco Totti, Francesco Totti.